Bentrovati a tutti, bentrovati a questa 15ª edizione di Mille Voci. Questa 15ª edizione la presentiamo Gabriele Marconi ed io, ma questa sera sono sola perché Gabriele, per fortuna sua, ha un impegno artistico al quale non ha potuto rinunciare, quindi il nostro Gianni Turco ha detto va bene, Gabriele puoi andare perché in questo periodo in Italia non si lavora moltissimo né per gli artisti né per i cantanti, quindi poteva essere una buona occasione per lui e quindi questa puntata la presenterò io, ma non sarò sola, sarò in ottima compagnia e iniziamo da chi ha accompagnato tutte le puntate fin qui, la nostra Mille Voci Band. Zeo, i numeri primi, Cativa Arnà, Lorenza Bettarelli, Luca Sol Signorini, Roberta Faccani, Franco Dani, Domenico Bartolomeo, Irina Rozzarena. Resto qui vicino alla band perché, come è capitato anche nel corso di altre puntate, abbiamo deciso quest'anno di cogliere l'occasione al volo quando alcuni artisti vengono a trovarci e non possono poi tornare per impegni di lavoro. Allora noi abbiamo avuto nelle primissime puntate di questa edizione il piacere di ospitare la Little Tony Family, quindi Cristiana Ciacci con Angelo Petruccetti, che portano avanti le grandi canzoni del grande Little Tony, al quale facciamo un applauso. Un grande artista della musica italiana. E in quella occasione abbiamo registrato un contributo, quindi un'altra loro esibizione che vi presentiamo nel corso di questa puntata e con la quale apriamo, quindi occhio allo schermo, Bada Bambina! Vada bambina, già signorina sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto. Tutta la notte batto la testa per non pensare a te. A te che vivi nel mondo dei tuoi sogni. Tic tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo sa se vorrò io. Vada bambina, già signorina sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto. Se gli occhi di un gatto vedo di notte, io leggo nel tuo cuore. Tu con l'amore ci stai giocando troppo. Tic tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo sa se vorrò io. Tic-tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic-tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc e busserai a questo
sa se vorrò io. Tic tac, il tempo va e tu ti sveglierai. Tic tac, un giorno ti innamorerai. Toc toc, e busserai a questo cuore mio. E allora chi lo sa se vorrò io. E visto che in questa puntata sono sola e non c'è Gabriele, io mi siedo qui vicino a voi per presentare oggi, in modo che così ci teniamo compagnia. Quindi ben trovate a tutti, grazie ancora di essere qui con noi. Iniziamo subito con loro che ho qui vicino a me. Loro sono gli Zeo, la Zeo Band. La Zeo Band sono un duo e vengono dal Belgio, quindi voi siete di Bruxelles, giusto? Quindi voi cantate in italiano all'estero. Sì. Venite Ok. con me. La canzone che ci presenterete in questa puntata è Cambia. che sta per No, Cambia, in effetti è una canzone un po' la tipica, se vuoi, è una canzone su tutto quello che è lo sballo dei giovani per l'alcol, le droghe, queste cose. Quindi Quindi è una canzone con un tema sociale tema anche sociale, importante. sì, in effetti, ecco, è un piccolo consiglio a questa gioventù che deve essere il nostro futuro e darci anche un bel futuro, aiutandolo chiaramente, e che cerca queste vie di uscita tramite queste cose che proprio sconsigliamo al massimo. Ecco, per quello che è nata questa canzone, che si Quindi- intitola Cambia. Grazie per questo impegno. A voi la Zeo Band. Grazie.
Grazie. Zeo Band! Grazie. Ci avete coinvolto con questo sound. Ora io invece mi avvicino alla nostra orchestra perché, come vi dicevo all'inizio, noi, la Mille Voci Band è composta da tanti musicisti, ognuno con una loro carriera propria, e io ho qui un autore che è Florindo Cimei, che suona il violino e anche tanti altri strumenti qui a Mille Voci. Quindi Florindo, vieni vicino a me. Lo stacchetto a Florindo no, adesso questa la tieni, Turco, però voglio lo stacchetto per Florindo. Allora, adesso io richiamo Florindo e fate lo stacchetto. Allora, chiamiamo Florindo Cimei. Ma dico io, no? Allora, Florindo, tu sei un compositore. Compositore, autore, ho fatto tante cose. Suoni più di uno strumento perché ogni tanto vedo qualche movimento nella band. Ho fatto molte produzioni, sono il produttore ufficiale di Franco Di Donato, ho fatto anche tante tournée con Fiordaliso, con Rita Pavoni, sono stato con Norma Green, ho fatto un po' di giri nel mondo, in giro. Ti mancava l'esperienza di Mille Voci. Assolutamente. Adesso puoi mettere nel curriculum anche questa prestigiosa partecipazione alla Mille Voci Band in questa edizione di Mille Voci. Bene. Cosa ci canti? Un brano che ho scritto quando ero tanto giovane e chiaramente parla sempre delle cose che lasci e poi le guardi nel tuo viaggio della vita passare come se fosse un film davanti, e si intitola Il treno, appunto questo viaggio in treno che mi fa guardare dal finestrino tutto il mio mondo passato, magari anche quello futuro, però un po' di rimpianto, qualche cosa che magari volevi fare. Certi treni comunque a volte li perdiamo, non Molti siamo dicono proprio che capaci di cogliere le occasioni al volo nella vita. Molti però dicono che il treno passa una volta sola, però alla mia stazione questo treno non si è fermato mai, guarda. Adesso siamo tutti sul treno di Mille Voci, quindi Adesso ascoltiamo con piacere il tuo treno. Grazie. Florindo Cimei. Grazie. È giorno e mi sveglio pian piano, mentre il treno che fischia, che corre veloce, mi porta lontano. E il cuore che batte e lo sento più forte da questa notte che aveva le stelle brillare lontano. Il calore del vento, nei capelli profumi, un mondo lontano e sfiorarti la mano. Una notte di sogno che sapeva di Oriente, mistero del cuore, ricordo soltanto una notte d'amore. Alle spalle e questo treno che corre non gli importa niente del mio mondo d'amore, un mondo di suoni e di dolci canzoni, di amori vissuti, di cuori perduti e poi ritrovati. Il mio mondo è un po' strano, porta a restare seduto in silenzio a guardare di fuori il mondo passare. Ora
Grazie Florindo, grazie. Il treno va lontano e non sa che ti amo. Bella, grazie per questo contributo. E andiamo avanti. Oggi, in assenza di Gabriele Marconi, abbiamo però chi è che ci delizierà con un piccolo momento di cabaret. Non vi dico altro, con loro magari parliamo dopo. Intanto vi presento i numeri primi. Ehi boss, è molto che aspetti? No, sono arrivata ora. Come? Sono arrivato io ora e tu già eri qui? Sono arrivata ora. No, scusa capo, io non voglio insistere, ma io sono arrivato ora, no? Ti ho detto che è molto che aspetti qui e quindi proprio Tu l'argomentazione... sei proprio arrivato, eh? quello Mamma mia. Ciao ragazzi. Oh, ciao bello. Ciao Chicco. È tanto che aspettate? Ma no, siamo arrivati ora. No, veramente io sono arrivato ora, lei già era qui. Ma se tu sei qui da un'ora e tu già eri qui, tu da quant'è che aspetti? Sono arrivata ora. Ah, siete arrivati insieme. Più o meno. E io sono in ritardo di un'ora. Scusate. No, siamo tutti arrivati ora. Siamo tutti in ritardo di un'ora. Che coincidenza. È così solare. No, boss, Legale. Che cosa legale? Cosa? l'ora, è Ah, ora basta. Come non basta un'ora? Basta pure mezz'ora. Piuttosto avete fatto quello che vi ho chiesto. Sì, boss. Certo, capo. Allora te, le pedinate, Erduca. Sì. Duca, duca, duca. L'ho inventato io. Mi piace. Due imbecilli! Due imbecilli! Scusa capo, scusa. Ah, cosa hai scoperto del Duca? È uscito con sua moglie, le ha comprato dei fiori, sono andati in hotel e sono usciti dopo 2 ore. Quindi niente di strano. Se lo dici tu, Scusa, che c'è di strano? è uscito con sua moglie, le ha comprato dei fiori, sono andati in hotel e sono usciti dopo 2 ore. Quindi niente di strano. Oh, se lo dici te. Ma che ci sta di strano? Oh, è uscito con sua moglie. Me lo fai chiedere da lui? Senti, fammi una cortesia, chiedi questa cosa prima che gli meno e lo gonfio. Io? Che cosa c'è di strano? Che è uscito con tua moglie. Ecco dove ha preso i fiori. Vabbè, queste sono cose personali, dietela a casa, Piuttosto, la merce l'hai presa? No, Oh, come no? ho fatto tardi. Ma come hai fatto Questo è tardi? matto. Dove stavi? Ma che sta di? Oh. Ero qui fuori al parcheggio e c'era la polizia. E tu che hai fatto? E che ho fatto? Ho fatto valere i miei diritti. Sì, e dov'eri? Capo, ho detto ero qui fuori al parcheggio a far valere i miei diritti. E dov'eri? A ridagli, regà, quante volte volevo dire ero qui fuori al parcheggio a far valere i miei diritti. E dov'eri? Oh, regà, come devo far capire? Ero qui fuori al parcheggio a fare, come dire, devo fare spelling, P, apostrofo, A. Non c'è va l'apostrofo! E dov'eri, non dov'eri. Senza apostrofo. Comunque, bando alle ciance, dov'è il resto della banda? Ah, è successo un casino, boss. Che cosa è successo? Hanno fatto una retata. Porca paletta, chi hanno preso? Il polpo, il saraco, il triglia e il pesce cane. Sì, è Capitan Findus. No, Capitan Findus, no! No, Capitan Findus non c'era. Ah, e dov'era? Ah, una gara di nuoto. Ha vinto? No, però è arrivato secondo. E chi ha vinto? Il tonno insuperabile. Ah, e adesso chi la fa la rapina? Capo, tranquillo, tocca trovare qualcuno forte. Chi è il meglio sulla piazza? Oh, ma c'è il Gazzosa. Ergazzosa so bevuto. Aia, mandiamoci... E il cubano. Il cubano dice. cubano. Ma due cretini, ve l'ho detto ieri che il cubano se lo so fumato. Aia. Eccolo. È il meglio, con questo non ti sbagli, capo. Vedemo che dice. Mannaci tu, sì, no? Bravo, tu No, sì, ragazzi, tu sì no. No, che è successo a guarda che Tusi, tu oh? sei Non me la gagliardo, scherzi, Dice. È morto. È morto Ma che tu, morto? sì, no? Ma Ma se l'ho che- visto ieri. Ho capito, stamattina ho letto l'articolo sul giornale, parlava chiaro. E che diceva? Grave incidente sulla Pontina. 5 morti, 6 contusi. Ma porca paletta. Va bene, ragazzi. Niente, bisogna staccarmi. Vorrà dire che per stavolta
alla rapina tocca a noi. Va Vorrà bene, dire capo. che ci vediamo alle 3 al bar della Magliana. Ho capito, alle 3 è chiuso. Ah, come è chiuso, scusa? Fama ai 5. Vabbè, fammi alle 5. Ok, regà, allora è deciso. Alle 5 alla Magliana. I numeri primi! Oh, ecco qui. Allora abbiamo Gianluca Sinatra, Grazie, che grazie. è anche il coreografo di alcune delle mie spoglio un po' esibizioni, delle mie così vesti. ti riconoscono. E poi abbiamo Roberta Piergotti in arte La Pierghi. E Roberto Del Prete in arte Gnogno. Mi faceva piacere spendere, Daphne, 2 parole su di te, su un po' tutta l'organizzazione. Innanzitutto conoscerti anche dietro le quinte è davvero un piacere, perché al di là della grande professionalità che comunque trapela davanti alla camera, che tutti i telespettatori hanno modo di vedere, pochi hanno magari la possibilità di conoscerti dietro le quinte. Sei una persona squisitissima con la quale è piacevole interagire, collaborare, sempre molto disponibile, quindi un applauso alla grande Daphne. Grazie. E se mi permetti spendere 2 parole su di noi. Insomma. Prego. E noi siamo i numeri primi perché nei nostri settori ci sentiamo tutti dei numeri primi, perché il grande Gnogno, grandissima voce, un grandissimo cantante, la Piergi è praticamente una conduttrice, un po' tutto fare, o il management, è quella che ci mette in riga quando dobbiamo fare le prove e tutto. Ogni tanto sì. Io sono un po' quello simpatico del gruppo. Cioè quello che balla. È quello che balla, e quindi praticamente abbiamo deciso poco tempo fa, il 23 di marzo, quindi davvero pochi mesi. Quest'anno abbiamo deciso praticamente di unirci e stiamo appunto già mettendo in scena uno spettacolo dal titolo Zapping, che parla proprio di televisione, e questo è un estratto del vostro spettacolo. Beh, complimenti, tanti auguri, speriamo che Mille Voci possa portarvi fortuna. E quindi grazie di essere stati con noi ai numeri primi. Grazie a voi. Grazie. Andiamo avanti con la musica internazionale. Aspettate, fermi, con l'internazionale è arrivato Cesare. Seguitemi, Cesare, vieni qui, perché ormai i nostri telespettatori e chi ci segue sa che Cesare è il cameriere di questa edizione di Mille Voci, viene da San Paolo, dal Brasile, e coccola i nostri ospiti. Diciamo qualcosa in italiano. In tutto questo periodo che stai qui in Italia, qualcosa abbiamo imparato di italiano. Buonasera. Buonasera. Bellissima. Ecco, questa basta per tutti. Bellissima. Poi aspetta Cesare, scusa, perché tu hai l'arte di passare, io adesso sto presentando, però ti vorrei far presente che poi mi siedo lì, se vuoi lasciare una cosetta anche lì, un bicchierino, no, tenetemi da parte qualcosina. Grazie, In regia, bravissimo. porta in regia. Ah, ecco, vedi chi è che si mette, mettiti in fila, Turco. Questo Cesare ci coccola. Io dicevo, Cesare viene da San Paolo dal Brasile, in Brasile si segue, molto seguita la nostra trasmissione, ma è seguita anche in altri paesi, in Europa, e lei viene proprio da un paese importante della nostra Europa, aggiungo nel bene e nel male, la Francia, e noi abbiamo qui Cathy Varnà. Abbiamo già avuto modo, vieni Cathy, di averla ospite qui a Mille Voci. Per fortuna lei, se io parlo lentamente in italiano, capisce, perché io non parlo francese, quindi chiudiamo qui la conversazione. No, dovete sapere, Cathy è una bravissima cantante, ha collaborato con tanti grandi della musica internazionale, ha vinto moltissimi premi e ha scelto Mille Voci per promuovere la sua musica. Cosa ci canti in questa puntata, Cathy? Il titolo della canzone? Il titolo della canzone sì, è brava, così? Partir. No, aspetta, allora... Il titolo della canzone è? Sì. Partir. Partir. Sì. Così? Sì. Ok, allora lo dico io. Così. Cathy Varnà in Partir. Yeah. Grazie.
À trop vouloir aimer ses amours, à trop vouloir donner, nous apprend à souffrir toujours. Ouvrir son passé au grand jour, ouvrir ses années sur le temps, déchire souvenirs et discours. À trop vouloir offrir son retour, ses moindres désirs, fils de nous enseigne à partir. À trop embellir les faux jours, trop vouloir courir à genoux initie les désirs. Partir, trouver le lieu qui m'a vu naître un jour. Partir, sauter le feu de nos ancêtres amours. Je veux partir, ouvrir les yeux, se reconnaître tout. Partir, sans désaveu de tout son être toujours, de son être d'amour. Trop partager son bonheur, on se fait voler dans son cœur son âme, ses pleurs. À trop adorer les trompeurs, on se fait brûler sur nos peurs. Drame des rêveurs, des rêveurs. À trop épouser les rôdeurs, on se fait noyer aux vapeurs de flammes sans fleurs. À trop se livrer aux fureurs du corps affamé, on se meurt sous la lame du tueur, du tueur. Partir, trouver le lieu qui m'a vu naître un jour. Partir, sauter le feu de nos ancêtres amours. Je veux partir, ouvrir les yeux, se reconnaître pour partir, sans désaveu de tout son être toujours, de son être d'amour. Partir, trouver le lieu qui m'a vu naître un jour. Partir, sauter le feu de nos ancêtres amours. Je veux partir, ouvrir les yeux, se reconnaître pour partir, sans désaveu de tout son être toujours. Je veux partir, trouver le lieu qui m'a vu naître un jour. Partir, sans désaveu de tout son être toujours, de son être d'amour, de son être d'amour, de son être d'amour. Grazie, Cati Varnà. Cati, ci hai fatto ballare, grazie. Grazie di essere stata con noi in questa edizione di Mille Voci. Grazie mille. Grazie a te. E da un brano così energico, così scoppiettante, che ci ha fatto ballare e coinvolgere, passiamo a un brano più melodico e in qualche maniera anche un po' malinconico. A cantarcelo è Lorenza Bettarelli. Lorenza, grazie di essere con noi in questa edizione. Abbiamo avuto modo di ascoltarti in tante dei tuoi grandi successi
E in questa occasione, stavo dicendo, passiamo da una canzone molto ritmata a una canzone molto melodica, anche un po' malinconica, no? Perché ci richiama a una grandissima cantante, a una grandissima artista che non c'è che noi più, amiamo moltissimo. che amiamo molto, che è Mia Martini. Quindi un omaggio a Mia Martini e a un grande autore, perché la canzone è anche di un grande autore. Califano. Sì. Ed è La nevicata del 56. Approfitto per salutare Gianni e Giseli, perché se sono qui è per loro, quindi grazie mille. A loro è dedicata da Lorenza Bettarelli La nevicata del 56. Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche. Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole, la notte era bella, com'eri tu. E c'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è, 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 che c'era posto pure per le favole. E un vetro che riluccica sembrava l'America. E chi l'ha vista mai? E zitta, e poi la nevicata del 56. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli. La nevicata del 56. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli.
Lorenza Bettarelli. Ora la battuta su Roma, che era tutta candida, pulita e lucida, giusto con la neve, perché sennò per il resto non è né candida né pulita né lucida. Però grazie Lorenza per questo omaggio a Mia Martini. Ora andiamo avanti con un ospite che, pensate, è stato qui con noi a Mille Voci, io non c'ero, quindi comunque Gianni Turco lo conosce, ha partecipato a questa a un'edizione di Mille Voci nel 2006. Luca Sol Signorini. Ciao. Vabbè, dire che fai Blues Brothers, fai un po' Blues magari, Brothers era magari un po' scontata sì, come battuta, però un po'... 20 kg fa. 20 kg fa, hai ragione. Ero magro. Ma non si dicono queste cose. Ha ragione. Gianni, Faccio un po' più fa. Guarda, riesce a far venire magra persino me, per cui non ti preoccupare, ci Infatti gli ho detto prima di utilizzare qualche mezzo, insomma, a sua disposizione. Noi, quando i cantanti cantano in altre trasmissioni, usano quegli aggeggi elettronici per l'intonazione. Noi qui non ne abbiamo bisogno. Però se riuscite a stringerci un po' con queste telecamere, invece che la televisione inchiatta, facciamo che proviamo a stringerci un pochino. Guarda, allora, proviamo a fare un miracolo. Diciamo così, finché c'ha la salute, insomma. Dai. La camera 3 mi dà solo lui dalla cinta in su. Allora, la camera 3. Camera 3. Cinta in su. Fate Vediamo l'esperimento in diretta. Fermo da 3. Bravo. Ci sta. In questo momento da 3 a 1 tu diventerai la metà. Grazie. 3, 2, 1. Proviamo. Plop. Va bene. Allora, dopo questo esperimento, Luca, sei stato qui nel 2006, tu sei un autore, un cantautore. Sì, esatto. Sì. Ho letto anche che hai vinto dei premi, hai composto... Ero venuto qua dopo che avevo vinto Voci Nuove, che era un concorso in Piemonte, era stato fatto lì dall'Associazione Artisti, e poi avevo fatto il premio Lunezia l'anno successivo, avevo vinto questo premio, insomma, nel 2008. Sì. Negli anni successivi, e adesso niente, mi ritrovo qua a presentare questo nuovo brano, insomma, questo singolo. Un nuovo singolo tuo di cui sei l'autore, il titolo? La luce e l'anestetico. La luce e l'anestetico, sono proprio curiosa perché il titolo già incuriosisce. È più facile, diciamo, ascoltarla e farsi un'idea che spiegarla, perché è abbastanza evocativa, è fatta di immagini. Bene, allora la luce e l'anestetico, Luca Sol Signorini. Grazie. Paracetamolo, non mi serve lo scolo. Din don dan, sveglia sta se ne sta. Tu l'hai presa secca, eri bella e novella. Din dun dan, mi attraversa la vita. C'è chi tira la sua riga, a me piace la e dico tic tic tac, adesso attaccati al tram, perché il buono ha ragione ed è finito in prigione. C'è buio pesto dentro la mia anima, io vedo cose che non sanno neanche mai. Sei la mia luce stroboscopica in questa vita cibernetica, ed ora resta l'anestetico che mi fa il mondo più simpatico. Nel mare a Bali c'è la plastica, ho il cuore in chirurgia estetica, e se non muoio diabetico, ti giuro resto psicopatico. Zim zum zam, cacciatore di rogne, quello più pulito, spaccia al tiramadonne. Dico tim tum tam, la parola è uno spam, digeriscono che la merda, non i falsi reclam. E dico bim bum bam, oggi mi sento star, invece al tuo cospetto solo Troia o Bam. E dico ding dong da, mi ritaglio una parte, nel mezzo della vita la mia selva fa sangue. C'è buio pesto dentro la mia anima, io vedo cose che non sanno neanche mai.
l'anestetico che mi fa il mondo più simpatico. Nel mare a Bali c'è la plastica, ho il cuore in chirurgia estetica, e se non muoio diabetico, ti giuro resto psicopatico. Se la mia luce è stroboscopica, in questa vita cibernetica, e ora sta l'anestetico che mi fa il mondo più simpatico. Nel mare Bali c'è la plastica, ho il cuore in chirurgia estetica, e se non muoio diabetico, ti giuro resto psicopatico. Luca Sol Signorini. Grazie Luca, grazie di essere tornato a Mille Voci con la luce e l'anestetico. Bene, adesso è il momento di un'altra artista che è entrata a far parte ormai della famiglia di Mille Voci. L'avete già potuta ascoltare in tante puntate nel corso di questa edizione, e quindi io con semplicità ma sempre con tanta emozione vi presento Roberta Faccani. Roberta, allora abbiamo sentito delle tue esperienze passate, quindi Mattia Bazzari, il teatro, il CD Matrioska, quindi abbiamo avuto modo di parlare della tua carriera. E adesso che cosa bolle in pentola? L'estate che si avvicina con un nuovo spettacolo live, con una nuova produzione, una nuova band, quindi io sono molto contenta, molto emozionata perché si apre un nuovo ciclo. Bene, sono molto contenta, ti meriti ogni successo. E quindi sono certa che voi mi porterete fortuna, visto che avete fatto un nuovo battesimo, no? Quindi riparto da qui e sono molto felice. Ti ringrazio. Che cosa canti in questa puntata? Allora, un brano che ho scritto, guarda, è un brano che rappresenta un momento, un periodo dell'anima, che io auguro di provare a tutti, almeno una volta nella vita, quando hai la quiete, la serenità, uno stato di grazia. Con stato di grazia, Roberta Faccani. Grazie. Com'è bello qui, non pensavo mai, mi sento incantata e sorpresa, non ricordo più quello che non ho in aria, come fossi sospesa, ma concreta così. Non sono stata mai, ma che pace c'è. Dondola le idee, m'arrendo e mi viene da ridere, perché non chiedo di più, no, non chiedo. Uno stato di grazia dove c'è la speranza, dove c'è la pazienza e il coraggio di essere senza più dover fingere. Io vivo uno stato di grazia in cui l'ego si pente perché tutto ormai niente. Oltre questo sentire
come chiara ormai ogni mia realtà. Davanti vedo tutti i miei limiti, occasioni che non ritornano, no. Ma ora finalmente perdono e non soffro più, non soffro. Stato di grazia dove c'è la speranza, dove c'è la pazienza e il coraggio di essere senza più dover fingere. Io vivo uno stato di grazia in cui l'ego si pente perché tutto ormai niente. L'amore. Roberta Faccani. Vieni Roberta, torna a sederti tra noi. E adesso io posso concedermi un tête-à-tête perché tête-à-tête? sono sola. No, Come sei sola? No, Sì, sono manca- sola. L'abbiamo Meglio notato so- che manca Gabriele. Bravissimo, manca Gabriele, quindi adesso la presentazione la facciamo io e te, che siamo soli, si vede, no? Che siamo proprio io e te da soli. Facciamo finta, vieni qui Franco, avvicinati. Vuoi che mi avvicino Una di cosa- più per guardarci meglio negli occhi? Bravissimo, così. E quando mi ricapita? Ora, Franco Dani dovete sapere che è bello, ha fatto l'attore dei fotoromanzi, è bravo perché ha cantato, ha iniziato a cantare, ha vinto tantissimi premi, quindi abbiamo la fortuna di averlo qui a Mille Voci, tu ci Guarda, ti accompagni. sto guardando intensamente. E adesso io mi sto confondendo, quindi non so più che dire se continuiamo No, che così. tu mi stai facendo... Perché se tu mi guardi così mi fai pensare al titolo della tua canzone, perché è proprio vero che gli uomini non sono tutti uguali, perché è vero che ci sono degli uomini che questa carineria che hai tu, a parte che non è che tutti gli uomini mi guardano così, parliamone. Vabbè, questa canzone Non siamo tutti uguali tratta proprio la violenza, contro la violenza sulle donne. È contro la violenza sulle donne, perché è vero anche che ci sono uomini che la tua carineria non l'hanno. Sì, ci sono uomini invece- che amano, stimano e rispettano la propria donna. Assolutamente. Ed altri purtroppo che violentano Che e non rispettano fanno le una proprie grande donne. Questo fatica. è molto brutto. È proprio il titolo stesso, Non siamo tutti uguali. Quindi, Quindi. magari fossero tutti uguali a Franco Dani e invece, capisci? Non siamo Tutti uguali, vorrei ricordare sempre l'autore perché è importante, io dico sempre, ti scrivono le Assolutamente, canzoni, certo. fanno di tutto per farti felice con delle canzoni nuove. L'autore è Luigi Mosello e Lancioli. Di Mosello, facciamo la presentazione Come alla hai fatto? Sanremo. Alla Sanremo, vado, brava, vado. dai, ecco. Di Mosello Lancioli, Franco Dani in Non siamo tutti uguali. Io la donna mia l'ho amata e la amo come se
questo mondo non sarebbe uguale se lei non fosse qui a darmi i suoi consigli. Accoglierei perché di una vita a volte dura che ci porta via con sé. Io la donna mia la stimo per l'amore che mi dà. Non saprei nemmeno alzar la voce per quello che non va. Eppure a volte vedi due occhi tristi che si piangono anche l'anima per un uomo che non è. Non siamo tutti uguali e tu lo sai perché. Sul viso le mie mani ti sfiorano e fanno poesia. Non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male, perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Anche se hanno un cuore vero, mentre qualche uomo duro non conosce neanche un fiore. La casa è un dolce nido e non può cambiare se si crede che da un pugno un amore nascerà. Non siamo tutti uguali e tu lo sai perché. La donna e il suo rispetto non sono solamente teorie. Non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male, perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali e tanti come me ci stanno proprio male, perché non siamo tutti così, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Franco grazie, Dani, grazie, sempre grazie, un'emozione, un grazie. piacere ascoltarti. Grazie. Grazie, Franco. io ritorno Grazie. al mio posto. Grazie, il microfono lo tengo io. Ora, bravo Franco, vedi? In questa edizione di Mille Voci devo dire che si è creato proprio un bel clima, perché stare insieme anche tra artisti aiuta a condividere anche, no, le emozioni, a sentirsi partecipi di quello che avviene qui in studio. Ora, ci sono artisti che, come vi ho detto anche poco fa, vengono da lontano, quindi non possiamo farli scappar via così dopo un'unica esibizione. E quindi io ho il piacere di richiamare qui vicino a me Cattiva Arna. Cati viene dalla Francia per partecipare a Mille Voci, quindi cerchiamo di sfruttare al meglio la sua presenza e la sua partecipazione. Prima abbiamo ascoltato un brano ballereccio, abbiamo ballato insieme a te. Adesso cosa ci canti? Com'è il titolo della tua canzone? Mia canzone, Noi eravamo due. Che
bello! È buono? No, bravissima! Noi Grazie. eravamo due. Sì. Cattiva Arnà! Grazie. Moi je rêve de m'enfuir vers d'autres matins, laisser mes souvenirs qui causent du chagrin. Tu t'accroches à ma vie, laisse-moi enfin l'avenir de mes nuits, tu me le dois bien. Oh, toi qui me fait tant souffrir, rends-moi la liberté. Nous étions deux, nous deux. Ce n'était qu'un jeu où celle qui te suit en habit de vie, c'est fini. Moi je rêve de courir sur d'autres chemins, et avant de mourir, le temps sur les mains, à l'instinct des envies, vers d'autres câlins, agrafés à la vie, à chaque lendemain. Oh, toi qui me fais tant souffrir, rends-moi la liberté. Nous étions deux, nous deux. Ce n'était qu'un jeu où celle qui te suit en habit de vie, c'est fini. Fini. Nous étions deux, nous deux. Ce n'était qu'un jeu où celle qui te suit en habit de vie, c'est fini. Fini. Nous deux, nous étions deux, nous deux. Ce n'était qu'un jeu où celle qui te suit en habit de vie, c'est fini. Fini. Nous deux, nous étions Grazie. Cattiva Arnà, grazie. È stato un piacere veramente grande averti qui con noi a Mille Voci. Grazie. Grazie. E da una cantante francese passiamo a un cantante nostro, italiano, di quelli che cantano la musica leggera italiana. Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Tutto bene? Vero, tutto bene? Tu come stai? Benissimo. Una bellissima edizione di Mille Voci dove Vero. abbiamo avuto il piacere di averti ospite. Piacere Ci hai è tutto fatto mio. ascoltare tantissime belle canzoni di grandi autori della musica leggera, di grandi cantanti. Con cosa
ti presenti qui stasera? Cosa ci Allora, fai stasera ascoltare? vorrei fare un omaggio ad un cantautore italiano che forse è stato un po', non dico dimenticato, ma insomma Poco valorizzato. poco valorizzato, e cioè Sergio Endrico, che ha scritto delle canzoni, diciamo così, Di alto livello, di alto livello. Con una canzone vincitrice di Sanremo, se non ricordo male, in coppia con Roberto Carlos. Canzone per te. Quindi, Domenico Bartolomeo, in questo omaggio a Sergio Endrico, canzone per te. Grazie. La festa appena incominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore, chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se a un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se a un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Domenico Bartolomeo, grazie per questo ricordo, questo omaggio e questo momento magico e romantico. Adesso tocca a me. Prendo fiato perché è una canzone difficile, perché se vi dico chi l'ha scritta capirete che è difficile da cantare, perché lei canta delle canzoni con una voce splendida, quindi poi pensa che tutti possono cantare alla sua altezza e non è che stiamo proprio lì, però ho fatto del mio meglio per trovare la mia interpretazione di questa canzone scritta da una donna splendida che è Roberta Faccani.
Faccani Tittarini hanno scritto questa canzone per me e io, Tittarelli, scusami, ho detto Tittarini, è vero, ho sbagliato. Roberta Faccani e Giordano Tittarelli hanno scritto questa... Ho sbagliato di nuovo? Era giusto, è sbagliato scritto lì per quello, hai visto? Allora, hanno scritto questa canzone per me, una canzone che quando l'ho ascoltata mi ha colpito subito perché parla di quell'amore che a volte si fa fatica a sperimentare all'interno di quei rapporti di coppia che sono duraturi, perché la quotidianità a volte è difficile, mette a dura prova i rapporti e si ha la sensazione che questo amore un po' viene e un po' va. Ma c'è una frase nella canzone che mi piace molto perché è riscoprirsi più forti nella quotidianità, proprio nella quotidianità. È l'augurio che faccio a tutte le coppie che passano un momento di difficoltà. L'amore viene e va. Fragile come la neve, instabile come un ricordo labile, come il dolore che trascino dentro senza troppo sentimento, sterile come tradirsi, futile per poi sentirsi inutile e rifacciarsi un passato ormai vissuto in un futuro immaginato. A noi non rimane che un senso di follia e smarrimento di una storia che non va, perché a volte si sa senza tanti perché, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va. Facile come restare immobile senza inventarsi regole e ritrovarci stretti in un abbraccio che ci fa tornare a credere. In noi non rimane che un senso di stupore e di incanto di una storia che ora c'è, occhi persi negli occhi, riscoprirsi più forti nella quotidianità, senza tanti perché, senza troppi chissà, sì, l'amore viene e va, via, via, l'amore viene e va, via, via. Ironia della vita che non è mai finita, se l'amore viene e va, sì, l'amore viene e va, sì, l'amore viene. Vieni qui. Grazie. Grazie per questa canzone, perché grazie di esistere. Adesso, infatti, resta qua vicino a me, così canti tu. Mamma mia, è un impegno però far cantare Roberta dopo di me. Vabbè. Ancora questa grande voce. Grazie, troppo buona. Allora, È bello scrivere quando ci sono delle voci così, davvero è elettrizzante sentire cantare una propria canzone da un interprete così forte. Grazie, Davvero. sono molto contenta. Allora, canta tu qualcosa per noi. Oh, senti, guarda, il prossimo, io ho scelto questo pezzo perché è proprio positivo, dopo una cosa così, sulla scia della positività, tu credi in me. Ed è un inno a tutti coloro che trovano
un partner che non deve essere per forza sentimentale, un alter ego che crede e che fortifica ogni iniziativa, ogni meta, ogni sforzo. Neanche l'avessimo preparata. Questa è la nostra canzone perché tu credi in me. Grazie Daphne. È così. Grazie Daphne. Grazie. Quanti voli ad esplorare io e te, quanti cieli da toccare con te, perché tu credi in me. Quante corse ho cominciato non sai, ma ero sempre alla partenza e oramai credevo che per me fosse finita, ma che bellissima storia. L'amo anche quando è davvero complicata, con questo entusiasmo che è tutto quel che ho. Vieni che sono già pronta, c'è un'altra sfida, io insieme a te, anche davanti alla solità, perché tu credi in me, e tu credi in me, tu credi. Quali sono i miei rimpianti, li sai, i segreti con te non ne avrò mai, perché ci credi se ti ho guardato in fondo agli occhi e lo so, che di te posso fidarmi e darò sempre di più, perché ti voglio bene, ma che bellissima storia è la tua vita, tu che mi dici la festa è cominciata con un'emozione che non provavi più. Saremo forse dei folli, dei sognatori, ma per amore fino a che muori, perché tu credi in me, tu credi in me, e se credi ora è il tempo di andare, seguimi, che più nessuno ci deve fermare, fidati, perché il cuore fa quello che vuole, quando non ha paura di usare. Ma che bellissima storia, la nostra vita, come suona bene, senti come fa. Ma che bellissima storia, perché tu credi in me, la nostra vita, perché tu credi in me, tu credi in me. Quanti voli da esplorare io e te. Grazie! Stupenda Roberta. Grazie mille voci, stupenda. grazie! Grazie a te. Guarda, adesso tanto io imparo a vedere Roberta cantare, quindi sto imparando moltissimo da questa edizione di Mille Voci. Se mi seguite, io mi avvicino qui. Irina, vieni vicino a me. Irina Rozzarena! Allora, Irina è stata già ospite nella nostra edizione di quest'anno.
abbiamo avuto il piacere di ascoltarti. Irina è una cantante con una grande voce che sta tutta... Sì, è come è me, tutta qui? tutto è come me. Infatti noi che Io sono siamo- grossa. Infatti chiedono sempre, quando mi incontrano, dice, ma tu dove la metti tutta questa voce? Perché non si vede. Voglio dire. Dico io. Tanti anni. Ci si mette tanto poi. Capito? Sì. Allora, Irina, una cantante, un musicista, corista, insegnante di canto, quindi turnista. Diplomata in clarinetto, vogliamo dire anche questo? Ma no, questa non la sapevo, suoni sono- il clarinetto. Sono diplomata in clarinetto. No, dovevi dirmela prima questa cosa. Sì. A Cuba quando sei musicista, sei musicista tondo. No, in tutto, in sé, in tutti Per i piacere, sensi. per piacere, la prossima edizione di Mille Voci, siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione, non abbiamo modo, ma la prossima Sì, volta una suonatina di assolutamente. clarinetto non te la togliamo. Allora mi porto il clarinetto, le congas, canto. Sì, assolutamente, sarebbe una bella cosa. Bene, prenotata. Sì. Ora, in questa puntata che cosa ci fai ascoltare? Allora, ho sentito prima il tuo inedito. Complimenti Roberta, è bellissimo, pertanto se vuoi fare qualcosa per me, io ci sto. Guarda, lo voglio dire. Roberta perché è si stata crea la bravissima, fila veramente, adesso. è stupendo, perché noi interpreti, perché noi che interpretiamo, Sì. quando ci fanno un pezzo ad hoc, Sì, il assolutamente. pezzo sembra che è nato con te. È vero. E mi è successa una cosa bellissima, un ragazzo giovanissimo che si chiama Riccardo Brizzi mi ha regalato un pezzo meraviglioso che io ho amato dal primo momento, perché a parte che le parole sono forti, perché parlano di oggi, di tutto quello che sta succedendo nel mondo, delle guerre, delle donne maltrattate, del business, di come sta l'economia oggi giorno, però con un filo di speranza alla fine, perché dice che nelle mani di noi umani c'è il nostro domani. Che bella questa frase. Si chiama Giungla. Complimenti. Allora, la nostra Irina Rozzarena in Giungla. Prego. Cieli stabili, sabbie immobili, consigliabili, passi rapidi, tempi barbari, tuoni e fulmini, occhi lividi, menti stabili, schiavi liberi, verso gli inferi, oltre i limiti, oltrepassabili, tra la cenere, bestie infime, non è facile sopravvivere in questa giungla, in questa giungla, lo so, questa giungla la vivo anch'io, ma mi sto affidando a Dio, e so che fin quando io correrò, la mia strada, la via la troverò, solo polvere, risate isteriche, gente abile, lingue sciabole, spiagge aride,
Nazarena. Velocemente il vostro nome. Elisa. No, Giorgia. Federica. Ragazze, salite sulle scale, rimanete lì con noi perché siamo arrivate alla fine di questa puntatona, quindi tutti gli ospiti qui vicino a me per cantare la sigla di Mille Voci. Mi raccomando, rimanete con noi che la prossima puntata è l'ultima puntata di Mille Voci, quindi seguiteci fino alla fine di questa 15ª edizione, e insieme a tutti coloro che mi hanno tenuto compagnia in questa puntata, grazie veramente a tutti voi, insieme a loro e a voi che ormai la conoscete a memoria, la sigla di Mille Voci! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci solo qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Ciao, grazie a tutti, continuate a seguirci, Mille Voci!